Marco, tanti anni di vita e di lavoro all'estero, facciamo un passo indietro raccontando anche la tua esperienza a chi ci segue, partendo dal momento in cui tu hai deciso di fare le valigie e lasciare la tua città natale. Beh, la prima volta che ho lasciato Trieste è stato per andare in Erasmus, un progetto finanziato dall'Unione Europea, importantissimo anche per creare le nuove generazioni, e assieme ad altri due triestini, con cui siamo diventati amici fraterni, siamo partiti e siamo andati in Spagna. E là, man mano, piano piano, ho incominciato a rendermi conto della fortuna che avevo a essere triestino, perché vivendo in una città come Trieste, una città di frontiera, una città comunque che ha molte interazioni con l'Est Europa, con i Balcani, col suo retroterra mitteleuropeo, mi sono reso conto che paradossalmente mi riuscivo a trovare molto bene anche con altri ragazzi della mia età di tutta Europa. Per cui una volta tornato, una delle prime cose che ho detto ai miei genitori era: guardate, a me piacerebbe continuare gli studi all'estero e fare una carriera internazionale. E da là in poi è partito il progetto, sono andato in Inghilterra, sono andato a Bruxelles, sono stato a Parigi, sono tornato a Bruxelles, eccetera, eccetera. Hai fatto tantissime cose nella tua vita pur essendo molto giovane. Quali sono stati i momenti lavorativi più importanti finora e arriviamo anche a quello che stai facendo in questo momento? Beh, innanzitutto devo ringraziare l'esperienza che ho avuto al Parlamento Europeo, perché anche là vivere e lavorare a Bruxelles, ma non in un ambiente belga, cioè non un ambiente internazionale, ma il Parlamento Europeo sia un ambiente prevalentemente vissuto da persone da 28 paesi differenti, perché c'era ancora il Regno Unito, sicuramente mi ha dato quell'apertura mentale necessaria per cercare di capire anche le differenti culture, i differenti ambienti, le differenti opinioni politiche, perché è importante ricordarsi sempre da dove si viene. Quando faccio tutte le conferenze che faccio, eccetera, la prima cosa che dico: io sono triestino, proprio perché è un vanto per me essere triestino, perché innanzitutto non mi voglio dimenticare o negare da dove vengo, come succede anche spesso, perché ci sono molti italiani che quando vanno all'estero si dimenticano un po' dove vengono chiamati un po' dalle sirene, come li chiamo io, di altri paesi, eccetera, mentre io sono proprio orgoglioso di essere triestino, sono orgoglioso di essere italiano. Però è importante anche riuscire a interagire con le diverse nazioni, altrimenti viene meno un po' quello spirito di cui tutti quanti parliamo, ma c'è molta poca applicazione. Chi ti segue anche sui social, tu racconti quello che fai, ti ha visto anche impegnato in esperienze importanti all'estero di recente. Spieghiamo allora qual è il tuo lavoro, che cosa stai facendo? Io sono il direttore di un magazine online e anche cartaceo, si chiama The European Post, e l'ho fondato proprio per parlare di alcuni argomenti di cui non si parla. Ovvero sia, sul mio giornale non troverete articoli sulla Brexit, non troverete degli articoli sui massimi sistemi, ma troverete degli articoli di alcune tematiche a me care, di cui però buona parte dei media mainstream non tratta. Prevalentemente uno dei primi temi che ho trattato è stato quello della persecuzione dei cristiani, tema di cui nessuno parlava, soprattutto quando c'era l'ISIS in Medio Oriente, una popolazione cristiana da secoli che da secoli viveva quelle terre, ma che invece è stata rasa al suolo, è stata quasi sterminata in un vero e proprio genocidio dai tagliagole dell'ISIS. E proprio per questo anche ho voluto, attraverso un lavoro enorme di contatti sul territorio tra Iraq e Siria, andare anche sul territorio per testimoniare quello che i cristiani di quelle terre stavano vivendo, ancora quando c'era la guerra durante l'ISIS. Hai lasciato un lavoro tutto sommato tranquillo per cambiare completamente. Qual è stata la cosa che hai detto: ho bisogno di fare qualcosa di diverso, ho bisogno di impegnarmi su un altro fronte? E tutto nasce proprio da Trieste, paradossalmente, e anche là io mi sono reso conto da poco cosa voleva dire essere triestino, cioè il fatto di aver vissuto anche tutta la mia giovinezza e l'adolescenza in una città comunque con una forte radice storica. A me mancava, da un certo punto di vista, vivere la storia, magari raccontarla. Io mi ricordo quando c'era la guerra nell'ex Jugoslavia, sentire parlare i telegiornali, parlare di Aviano, che è qua vicino,
sentire magari da lontano gli aerei che partivano per andare a bombardare, chiedere ai miei genitori cosa stava succedendo, cercare di documentarmi a 12-13 anni, per cui non a un'età in cui si capisce esattamente cosa sta succedendo, l'impossibilità di andare nell'ex Jugoslavia, l'impossibilità di andare in Istria. Mio nonno era istriano, per cui sono anche legato affettivamente a quelle terre. Per cui tutto quello lo volevo rivivere però cercando di essere non un protagonista, ma colui che raccontava quelle storie. Io mi ricordo, uno dei miei idoli era Tony Capozzo, che da Aviano proprio raccontava quello che stava succedendo. Altri giornalisti italiani, triestini, Fausto Biloslavo, Gianni Calisin, che hanno avuto sempre il coraggio, sin dagli anni '80, di andare in determinate zone ad alto rischio per poter raccontare cosa stava succedendo, per raccontare la storia. Ecco, quelli sono sempre stati dei miei modelli a cui mi sono sempre ispirato, sperando di far bene il mio lavoro adesso. Ecco, cosa hai provato quando ti sei trovato in quel contesto lì, che sicuramente rappresenta una cosa per te interessante, come hai detto, ma sono anche contesti, ricordiamo, assolutamente pericolosi? La prima volta che sono stato in Siria, ad esempio, sono riuscito a entrare a Raqqa, quando Raqqa, capitale dello Stato islamico in Siria, era ancora in mano allo Stato islamico. E io da lontano vedevo le bandiere nere dell'ISIS. Ad un certo punto hai tanta di quell'adrenalina quando vai sulla linea del fronte, e che è un po' di senso anche di incoscienza, che non hai paura, però stai molto attento. Però mi ricordo il ritorno, perché eravamo stati scoperti e a qualche centinaio di metri da noi era scoppiata un'autobomba dell'ISIS. E mi ricordo che tornando man mano mi sentivo più al sicuro, mi scendeva la tensione e mi sentivo quasi febbre addirittura, tanta era l'adrenalina che avevo sentito. Però nello stesso tempo ero talmente tanto orgoglioso di aver vissuto una parte di storia, essere riuscito ad arrivare in un posto estremamente difficile, anche dove molti altri giornalisti non sono riusciti ad entrare. Ecco, forse quella è stata una delle soddisfazioni più grandi della mia vita professionale. Adesso ovviamente la situazione di emergenza globale ha fermato, immagino, anche il tuo lavoro. Cosa stai facendo in questo momento, ma qual è anche la prospettiva per ritornare, tra virgolette, sul campo? Allora, innanzitutto io dovevo andare in diverse zone in questo periodo e ovviamente è saltato tutto. Bisognerà attendere cosa succederà da settembre in poi, quando e se se sarà possibile tornare a viaggiare. Io in questo momento qua mi sono incentrato ad esempio su un altro argomento che soprattutto all'inizio nessuno parlava, e parlo di nessuno a livello europeo, perché a livello italiano per fortuna qualcuno ne parlava, è l'abbattimento di tutte le statue in nome del politicamente corretto. A Bruxelles, dove vivo, dove faccio base più che vivo, perché vivo un po' in giro, volevano abbattere tutte le statue dell'ex re Leopoldo II, e io fra i primi in Belgio, per cui un triestino in Belgio, ha preso carta e penna, ha scritto un editoriale per uno dei principali giornali belgi in cui segnalavo i dubbi del fatto di voler cancellare la storia, di voler riscrivere la storia in nome del politicamente corretto. E questo articolo è stato pubblicato e tutti i miei amici belgi hanno visto la mia faccia sul giornale, eccetera, e ho rotto un po' un tabù anche in Belgio per parlare di questi argomenti. E dopo ovviamente ho preso quello che stava succedendo negli Stati Uniti, in Europa, in Italia con la statua di Montanelli, l'ho tradotto in diverse lingue anche per spiegare qual era un altro punto di vista rispetto al movimento magari Black Lives Matter, che purtroppo ha preso una deriva su questi argomenti un po' estremista, e quello mi dispiace. Marco, abbiamo riepilogato un po' tutte le cose che hai fatto fino adesso, sono davvero tante in vari ambiti. Come ti vedi nel futuro? Per adesso questa è la strada che vuoi continuare, quella che ci hai raccontato in queste ultime domande? Io lo spero tanto, sia la mia ragazza che i miei genitori forse spererebbero che io mi fermassi un po' in qualche posto. Sicuramente il virus mi ha fermato, spero io di riprendere il prima possibile tutte queste attività, perché io quello che dico sempre sono una delle persone mi reputo una delle persone più fortunate, perché faccio quello che mi piace, lo faccio dove mi piace, e ho delle soddisfazioni veramente importanti, sempre portando proprio Trieste nel cuore, ovunque io vada. Ho portato, tra l'altro, la prima volta che sono stato in Iraq, ho portato delle magliette della Triestina a dei rifugiati cristiani iracheni. La prossima volta gli ho detto li porterò quelle dell'Udinese, così magari faranno un derby.